recarsi dal pediatra prima di tutto, perché il pediatra è quello che fa lo screening di base. Quindi il bambino va sempre portato ai controlli del pediatra, che si accorge con degli esami particolari, tipo il riflesso rosso o cose che noi abbiamo insegnato loro e che loro hanno imparato a corsi che noi regolarmente facciamo, vedono se c'è qualcosa che non funziona. Se c'è qualcosa che non funziona, lo inviano prontamente all'oculistica, da noi visitiamo in maniera approfondita il paziente e decidiamo cosa si deve fare, se si deve fare. I difetti refrattivi sono il difetto maggiore che un bambino può avere. Per difetto refrattivo intendo miopia, ipermetropia e astigmatismo di un grado elevato a un punto tale che magari un occhio rimane pigro se non viene prontamente curato. E questa forse è la cosa principale che noi dobbiamo evitare, perché questo fenomeno è detto in termine patologico ambliopia, cioè il fatto che un occhio pur sano non riesce a vedere, e noi dobbiamo assolutamente evitarlo e dobbiamo farlo nei primi anni di vita. Allora, io insegno sempre delle prove che possono essere fatte comunemente in casa senza nessun problema. Queste prove sono nient'altro che tentare di occludere un occhio del bambino e vedere come si comporta. Se il bambino ha l'ambliopia, cioè non vede da un occhio, naturalmente chiudendo quell'occhio darà segni di irritazione, di irritabilità, di fastidio, cosa che non succede chiudendo l'altro occhio. Questo è già un sistema per capire che il bambino può stare sviluppando una ambliopia, e quindi questa è la prima cosa da fare per fare un test in casa. Naturalmente ogni volta che un bambino manifesta dei problemi legati alla vista, un occhio che sembra un po' storto, un occhio con un riflesso non particolarmente lucido, oppure una diversità fra i due occhi, anche quello è un motivo per portarlo subito a farsi vedere da un oculista. Nei bambini già un po' più grandicelli io consiglio di farlo scegliere al bambino l'occhiale. C'è tutta una serie dagli ottici di montature praticamente infrangibili, perché sono sempre bambini, che il bambino può gradire anche molto. Io ho visto tanti bambini con difetti refrattivi importanti che poi cercano gli occhiali perché diventano un segno e un metodo di benessere per loro stessi. Allora, per difendere la vista dei bambini conviene naturalmente essere sempre seguiti dal pediatra e portare il bambino, in caso di una qualsiasi deficienza apparente visiva, dall'oculista per una visita più approfondita. Magari quando il bambino collabora un pochino, in età prescolare, in maniera che noi possiamo avere anche dei riscontri soggettivi da parte del paziente che stiamo visitando. Allora, tutti dicono che questi strumenti creano miopia, creano disturbi visivi. Nessuno l'ha certificato finora, però il buon senso ci dice che deve essere così. Il nostro occhio è stato creato per vedere da lontano con la luce solare. Noi lo costringiamo a stare in ambienti con luci del tutto artificiali, a guardare da vicino, cosa che non è naturale per quella che è stata l'evoluzione dell'occhio. Ecco quindi che certamente qualcosa questi strumenti possono provocare. Con certezza però non abbiamo dei dati certi. Meglio sarebbe sicuramente lasciare il bambino libero, all'aperto, per buona parte della giornata, che giochi senza obbligare la vista a dover continuamente focalizzare per vicino. Allora, le principali malattie che possono interessare l'occhio del bambino sono malattie importanti che possono anche portare al non sviluppo della vista nel suo occhio. Direi che la cataratta congenita è la prima di queste. È per fortuna molto rara,
ma va trattata con grande velocità perché non si sviluppi proprio quella che dicevamo prima, cioè l'ambliopia, che l'occhio non sviluppi la capacità visiva. Quindi la cataratta congenita va affrontata in maniera decisa, importante, in centri che ne fanno parecchie, perché è una chirurgia molto molto particolare. Altre malattie sono il glaucoma, anche questo molto poco frequente ma purtroppo presente, e difetti magari congeniti di formazione dell'occhio che noi dobbiamo affrontare chirurgicamente nelle sedi adatte. Sì, lo strabismo è forse la malattia più frequente dell'apparato visivo del bambino. Per strabismo naturalmente intendiamo un occhio che guarda in una direzione e l'altro nell'altra. È molto difficile da affrontare perché è una patologia molto complessa e spesso richiede la chirurgia. Molto meno di una volta, perché viene fatta della prevenzione con degli esercizi, con delle occlusioni, con tanti sistemi che abbiamo sviluppato, però molto spesso il bambino finisce in sala operatoria per raddrizzare l'occhio agendo sui muscoli che lo muovono.